Santa pazienza, a nord-est ce ne vuole davvero tanta, soprattutto davanti agli sportelli. Negli ultimi 10 anni è aumentato dell'87% il numero di triveneti che si sono dovuti sorbire una fila più lunga di 20 minuti negli uffici dell'anagrafe. Numeri da maglia nera a livello nazionale. E quando si prende il biglietto si aspetta e si deve aspettare mezz'ora e anche un'ora. Mando i miei figli se è il caso, ormai io sono vecchiona, quindi La cuccano loro la fila. non ho la fila. E purtroppo succede che ci sta in fila parecchio. Insomma, la piaga burocratica brucia e brucia ancora. Lo dice la CGA di Mestre, lo confermano i numeri. Nei distretti sanitari, negli ultimi 10 anni, le attese oltre i 20 minuti toccano il 27% in più dei veneti. All'anagrafe addirittura il 60%. Statistiche che sembrano astratte, come i grafici, e invece sono concrete, come incubi che prendono vita. Basta pensare al pronto soccorso dell'ospedale in cui lei va là perché ha bisogno, Facciamo gli scongiuri. le rifilano un codice bianco e lei sta 6 ore, 7 ore a aspettare che sia visitato. Se uno si ammala da aspettare. Muore lì. Di 9 ore al pronto soccorso, 9 ore al pronto soccorso. sì, e non sono certo il solo e questo non fa novità, non fa sorpresa. Però ci fa piacere vedere che è ancora vivo e sta bene. Sì, Si è salvato dal pronto soccorso. sì, sono stato miracolato, diciamo. Avere a che fare con sanità e pubblica amministrazione, insomma, può essere ancora oggi una vera e propria via crucis. Alle piccole imprese, la burocrazia, costa circa 12.000 euro all'anno, che significa 30 giorni di lavoro. Un costo destinato ad aumentare, come le file agli sportelli, rallentate da leggi, decreti, circolari. La crisi poi ha fatto il resto, riducendo il personale negli uffici pubblici. Storie di vita quotidiana che la gente per strada racconta con un sorriso. Già, per non piangere. Ma ce lo insegnano i paesi del nord Europa, come si fa efficientemente. Noi non impariamo però, signora. Basterebbe soltanto imparare da loro. Ci vorrebbe così poco, non dico inventare, copiare. Non ho fatto le cose che dice lei. Allora, lei è un miracolato. La possiamo toccare come si fa con Sì, chi sì, porta fortuna? sì. Grazie. Buona fortuna, Arrivederci. buona fortuna. Arrivederci.